Tra due auto e una moto lungo strada a Valsugana, Pove del Grappa, 9 i feriti, tra quali un bambino di 2 anni in rianimazione, la statale chiusa. Auto ad alta velocità esce di strada tra Treviso e Carbonera, sfondo muretto, abbatte i cartelli e si ribalta, il motore finisce su una siepe, vivi per miracoli 2 giovani di 33 e 25 anni. Intervento d'urgenza dell'elicottero del Suema sopra Cortina per soccorrere degli escursionisti, ma il decollo del mezzo viene ostacolato da un drone, la rabbia di Zaia, fatto grave e inaccettabile. Rubati nel cimitero bresciano di Folzano, i fiori posati sulla tomba di Giada Zanola, la 33enne uccisa dal compagno a Vigonza lo scorso maggio, lo sfogo del papà su Facebook. Chiesto il rinvio a giudizio, va verso il processo l'ex prefetto di Treviso Maria Augusta Marrosu, tra i 32 indagati per i falsi tamponi Covid per ottenere il Green Pass. A Cavallino, Treporti, Bagnini pronti a una clamorosa protesta, sotto accusa le multe comminate dalla Capitaneria di Porto per i ritardi dei guardiaspiaggia, a rischio il Ferragosto. A Padova la grande distribuzione ha deciso di non abbassare le serrande al Ferragosto, anche se la città è ormai semideserta, a protesta dei sindacati, la CGIL invita i clienti a non andare a comprare. L'ultima medaglia d'oro, quella della Pannovana ai Gonu con l'Italvolley e gli altri grandi risultati dei veneti alle Olimpiadi appena concluse che hanno visto l'Italia eguagliare il medagliere di Tokyo 2020, la soddisfazione del CONI. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Lo avete sentito, la cronaca dalle strade, in primo piano 9 feriti in un grave incidente verificatosi stamattina sulla strada Valsugana, tra questi anche un bambino di 2 anni. Dovrebbe arrivare il servizio. Siamo al chilometro 46 e 100 della statale 47 Valsugana in comune di Pove del Grappa. Tra le 8:30 e le 9 di questa mattina si è verificato un gravissimo incidente con uno scontro frontale tra 2 vetture e anche una motocicletta che seguiva uno dei 2 veicoli. La monovolume con targa austriaca che procedeva in direzione sud ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con una Toyota Auris con targa italiana. Inevitabile l'impatto per la 2 ruote che seguiva, mentre le 2 vetture sono andate in gran parte distrutte, carambolando per alcuni metri sull'asfalto. Il bilancio complessivo è di 9 feriti. Il più grave è un bimbo di 2 anni portato con l'elicottero al San Bortolo di Vicenza e ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Feriti anche il padre, che era alla guida della Toyota Auris, incastrato nell'abitacolo, e la madre è rimasta sotto shock, stesa sulla carreggiata fino all'arrivo dei soccorsi. In ospedale sono finiti anche il conducente e passeggero della motocicletta, l'adulto che guidava la vettura austriaca e i 3 adolescenti che erano a bordo. Tutti hanno riportato traumi di gravità medio-bassa. Nella zona si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni, con deviazioni per oltre 2 ore a cura della polizia locale dell'Unione Montana Bassanese. Restano da stabilire le cause del sinistro, forse un malore, un colpo di sonno o una distrazione, fatale nel tratto in cui le 2 carreggiate non sono divise da guardrail o barriere New Jersey, che invece sono presenti in altri tratti. Questo punto della statale 47 non è nuovo a incidenti gravi. Noi siamo molto dispiaciuti del grave incidente che è successo stamattina e come amministrazione comunale siamo vicini a tutte le persone che sono rimaste coinvolte. Col prefetto e con l'ANAS metteremo in sicurezza assolutamente questo tratto di via perché c'è molto traffico che passa per questa strada, pertanto cercheremo in tutti i modi al più presto, con l'ANAS naturalmente, di mettere in sicurezza questo tratto di strada. Ancora incidenti, ancora l'alta velocità all'origine degli schianti nella Marca. Questa volta 2 giovani sono vivi per miracolo, salvati dal custode di una villa. Però è venuto proprio, vedo che è girato la macchina e poi sto aiutando loro perché la cintura non ce la faccio. È venuto con un coltello e poi forbici. L'hai rotta tu la cintura? Sì. L'auto ribaltata in strada, un uomo e una donna che piangono e gridano aiuto. Rashid Abdallah, custode di Villa Francesca, a mezzanotte esce sempre a mettere fuori l'immondizia. La scena che si trova davanti è apocalittica. La macchina è girata più di 2-3 volte. Sono giovani, racconta, parlano inglese, lui riesce ad uscire, lei vomita e piange, è intrappolata. Diversi residenti sentono il botto, chiamano i soccorsi. Sono i pompieri arrivati subito a liberare anche la ragazza che risulterà poi essere una 25enne, lui invece ha 33 anni. Un'ambulanza del 118 li porta all'ospedale, sono salvi per miracolo. L'auto sarebbe arrivata dalla curva come un bolide finendo dritta. Perché la macchina correva veloce? Sì, secondo me.
perché non ce la faccio la curva, finisca che è veloce. I segnali stradali sradicati, la carambola contro il muretto della cancellata, l'insegna della villa spaccata e l'auto che piomba sulla siepe dove c'è ancora un pezzo del motore. A nulla sono serviti cartelli che segnalano un rilevatore di velocità poche centinaia di metri più in là o quelli che indicano il limite di 50 all'ora. Strada Bibano è una pista e lo dicono tutti. Qualcosa di più che rallenti un po' perché si sfreccia qua, indubbiamente. Poi la gente magari sa e non sa della curva e spesso si ribaltano. Un mese fa un altro giovane alla guida alla curva è andato dritto sfondando una muretta. L'incidente nel territorio comunale di Treviso. Il box, ad oggi vuoto, si trova già a Carbonera. È solo un deterrente, ma la sua presenza, ignorata dai più, riaccende il dibattito sui velox. In via Bibana, dove il limite è addirittura di 30 all'ora, non li vogliono nemmeno i velox, ma chiedono un rallentatore. Non è la prima volta che ad esempio da quella zona non arrivano neanche a fermarsi allo stop e quindi sono entrati direttamente dentro casa del proprietario. E qui scatta il paradosso: il rallentatore una volta c'era ma era troppo alto, per questo è stato contestato e poi tolto. Era troppo alto e chi passava con le auto si le danneggiava, ma se le danneggi è perché hai una velocità sostenuta. Mattinata impegnativa per l'equipaggio del servizio di urgenza ed emergenza medica dell'ULS 1. 3 gli interventi dell'elicottero nei confronti di altrettanti turisti che hanno riportato piccoli traumi articolari. In un caso però il decollo dell'elicottero è stato reso complicato perché sopra il velivolo stazionava un drone. È accaduto stamattina in piazzola al rifugio Vandelli sopra Cortina. Non è la prima volta che accade un fatto del genere, perciò visto che la gente che affollava le rive del Rago del Sorapis non è stato possibile individuare il manovratore del drone, il pilota ha dovuto quindi attendere che lo strumento si allontanasse. Un fatto grave, estremamente grave e assolutamente inaccettabile, il commento del presidente della regione Luca Zaia. E va verso il processo l'ex prefetto di Treviso Marrosu tra i 32 indagati per i falsi tamponi Covid al poliambulatorio di via Borin a Fiera. Inchiesta falsi test Covid. La Procura della Repubblica di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio per i 32 indagati nell'inchiesta ruotata attorno al poliambulatorio Salute e Cultura di Fiera a Treviso. Tra loro l'ex prefetto Maria Augusta Marrosu, 71 anni. Il pubblico ministero Mara De Donà ha chiesto il processo per lei, per i vertici del poliambulatorio all'epoca diretto dalla dottoressa Marzia Carniato, per il personale della struttura, in particolare le 3 libere professioniste che ci lavoravano, e per i pazienti come Marrosu che attraverso di essa avrebbero ottenuto Green Pass falsi evitando di sottoporsi alla vaccinazione Covid. Tra i reati contestati l'associazione per delinquere di cui rischiano di dover rispondere Carniato, il marito, la nipote biologa, il compagno di questa e un'infermiera che lavorava al poliambulatorio come libera professionista. I 5 si sarebbero accordati per trovare il sistema di far ottenere Green Pass a decine di clienti attestandone la falsa positività al Covid e la successiva negatività, evitando così di sottoporsi al vaccino. Tra loro, come detto, Maria Augusta Marrosu, prefetto di Treviso dal 2013 al 2015. L'udienza preliminare è stata fissata per il 18 dicembre. Naissa, torna a casa, tutto si sistema, la tua famiglia ti aspetta a braccia aperte e tu che stai dando probabilmente rifugio sappi che se sei minorenne puoi avere problemi con la giustizia. Mettetevi in contatto con le forze dell'ordine. È il post pubblicato dalla presidente veneta dell'associazione Penelope Daniela Ferrari in merito alla scomparsa della 15enne di Treviso Naissa Torresano, uscita di casa il 4 agosto scorso e mai più tornata dopo una discussione in famiglia. La ragazza sarebbe stata avvistata a Jesolo, il sospetto è che qualcuno la ospiti nonostante gli appelli. Di qui il monito dell'associazione Penelope. Naissa è alta 1,72 m, occhi azzurri, lunghi capelli castani con mesh bionde. Al momento della scomparsa indossava delle Nike bianche, aveva con sé uno zainetto rosso. Chi l'ha avvistata è pregato di contattare il 112. Un furto spregevole, rubati dal cimitero bresciano di Folzano i fiori posati sulla tomba di Giada Zanola.
In un duro post su Facebook lo sdegno e la denuncia di un padre che pochi mesi fa ha perso la figlia e ora vede la sua tomba violata. Gino Zanola, papà di Giada, la 33enne gettata dal cavalcavia di Vigonza a fine maggio, si è sfogato sui social dopo che qualcuno ha rubato i fiori dalla tomba della giovane mamma sepolta nel cimitero di Folzano a Brescia, suo paese d'origine. Un gesto vile, vigliacco a coloro che si divertono a prendere i fiori dalla tomba di mia figlia Giada. Spero che questi servano presto ad ornare la propria tomba, ha scritto Gino Zanola, che nei giorni precedenti invece, sempre sui social, aveva ringraziato la comunità di Vigonza e tutti coloro che hanno posato fiori e peluche nel luogo in cui Giada è stata uccisa, accostando alla giovane anche la foto di Vanessa Ballan, 26enne di Riese, Pio X, anche lei vittima di femminicidio. Per l'omicidio di Giada Zanola si trova in carcere il compagno Andrea Favero, da cui la giovane mamma si stava separando e che è accusato di averla stordita con dei farmaci e poi fatta cadere dal cavalcavia a pochi metri dalla loro abitazione di Vigonza. A Cavallino Tre Porti ora, dove a Ferragosto i bagnini potrebbero scioperare. Dopo la serrata, più che altro simbolica, degli ombrelloni a sottomarina, a Ferragosto un possibile clamoroso sciopero dei bagnini a Cavallino Tre Porti potrebbe avere delle conseguenze molto pesanti. È un'estate caldissima sul litorale veneziano e non solo per le temperature roventi. A Cavallino la clamorosa protesta dei guardaspiaggia è sul punto di scoppiare dopo una serie di controlli della Capitaneria di Porto, sfociati in una serie di multe salatissime da poco più di 1.000 euro, piovute sulla testa di ragazzi che ne guadagnano 1.500 al mese. William Della Francesca gestisce una società di salvataggio con circa 200 bagnini, soprattutto tra Jesolo e Cavallino Tre Porti. I ragazzi stanno ipotizzando uno sciopero per Ferragosto, tutti i ragazzi della spiaggia qui, e noi purtroppo siamo, se non solidali, comunque comprendiamo in pieno il disagio. Perché il problema è molto serio, cioè i ragazzi vengono specialmente, o meglio quasi tutti da fuori per lavorare e si mangiano, come giustamente ha detto, 2/3 dello stipendio in caso di una sanzione che può essere anche per cose molto, non dico banali, ma magari veniali. In spiaggia si racconta che per un ritardo dell'autobus un bagnino sarebbe arrivato alla torretta 3 minuti dopo l'inizio del turno, un altro sarebbe stato visto utilizzare il cellulare, seppure per motivi di servizio. Nessuno mette in dubbio la legittimità e la doverosità dei controlli, ma si chiede un po' di flessibilità di fronte a un'applicazione molto severa che a questo punto rischia di mettere in dubbio il mantenimento del servizio. Diversi hanno dato le dimissioni e molti stanno pensando di andare via perché non possono rischiare così tanto. Ma il problema soprattutto non è l'attività degli agenti, perché giustamente se l'ordinamento è quello, il codice prevede la multa da 1.000 euro, loro applicano quello. Il problema è che non è commisurato quello che i ragazzi fanno e i ragazzi non possono permetterselo. Tra l'altro non è neanche facile trovare dei bagnini. È un disastro. Allora, mancano in Veneto 140.000 collaboratori del turismo, una buona parte sono bagnini, per cui se dovessero andare via, e alcuni minacciano di andare via perché se questa è la situazione manca ancora un mese di stagione, non ci sarebbe ricambio, che vuol dire le spiagge non sarebbero sicure, quindi sarebbe un problema molto grosso di sicurezza. Perché a quel punto bisognerebbe chiudere? A quel punto, ahimè, è mai successo nella storia di Cavallino, bisognerebbe chiudere le spiagge. Non solo bagnini, ma anche il comune di Cavallino quest'anno è stato multato dalla Capitaneria di Porto. La sindaca Nesto annuncia il ricorso. Ho appreso della situazione dei bagnini e faremo delle verifiche e cercheremo di capire bene questo aspetto. A Cavallino Tre Porti uno sciopero dei bagnini non ha precedenti, men che meno a Ferragosto. Se dovesse essere autorizzato, l'assenza del servizio creerebbe più di un problema per l'attività degli stabilimenti balneari. Il sindaco Roberta Nesto sta seguendo con molta attenzione la vicenda dei bagnini che minacciano di incrociare le braccia dopo le multe da 1.032 euro comminate dalla Capitaneria di Porto. Quelle sanzioni peraltro non sono state le sole. Anche il comune ha avuto una multa per degli aspetti relativi alla balneazione e quindi faremo ricorso, riteniamo che ci siano degli elementi da far valere e la legge ci consente questo strumento. Chi ha appunto delle aspettative o dei fatti o degli aspetti da far valere ha uno strumento che è il ricorso. Da parte dell'amministrazione comunale c'è l'auspicio che le polemiche rientrino presto e si scongiuri uno sciopero che si teme possa avere conseguenze negative sul turismo. Auspico veramente
che questa situazione di disagio, di difficoltà, di tensione venga chiarita al più presto, che venga sistemata e che si possa procedere con la stagione con tranquillità e arrivare dopo Ferragosto e quindi alla conclusione nel migliore dei modi. A Padova la grande distribuzione ha deciso di non abbassare le serrande a Ferragosto nonostante la città sia già semideserta alla protesta dei sindacati. La stragrande maggioranza dei padovani è in vacanza e i pochi che sono rimasti a casa escono di rado per evitare le temperature africane. Eppure, nonostante la città sia deserta, la grande distribuzione ha deciso di tenere aperti i supermercati anche nella giornata di Ferragosto. Aperti i punti vendita di PAM, Despara e Conad per tutto il giorno del 15 di agosto. A lì solo mezza giornata con i punti vendita più grandi. Una scelta criticata dalla Filcams CGIL, da sempre contraria alla liberalizzazione e alle aperture nei giorni festivi. Rimane per noi una battaglia di dignità e di rispetto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che non possono godere di giorni di festa come le altre persone che lavorano e che hanno un'organizzazione del lavoro rispettosa dei loro tempi. Tutto questo si può fare ed è per questo che noi non molliamo ed è per questo che insisteremo sia con le associazioni datoriali che con le istituzioni per trovare delle nuove regole sulle aperture dei negozi. Questo per le lavoratrici e i lavoratori che sicuramente in queste giornate chiedono anche ai loro clienti di non frequentare i loro negozi, di non andare a fare compere in questi giorni perché questo sicuramente aiuta nella loro battaglia. Chiusi solo i supermercati Coop e le botteghe del Salone. La CGIL invita la clientela a non andare a comprare il giorno di Ferragosto per testimoniare la solidarietà ai lavoratori e dare un segnale alla grande distribuzione. Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che oggi, senza essere un servizio essenziale, senza essere un servizio indispensabile, continuano a lavorare nelle giornate di festività lontani dalle loro famiglie. Rimaniamo a Padova perché è lutto nel mondo dell'imprenditoria. È mancato per un attacco di cuore il famoso panettiere Luca Vecchiato. Per decenni ha rappresentato la tradizione e l'innovazione nell'arte della panetteria a Padova. È mancato improvvisamente a 55 anni Luca Vecchiato, per molti anni rappresentante della categoria per Ascom e conosciuto in città come il re dei panettieri. Fatale un infarto ieri in tarda mattinata, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. Una famiglia di panificatori, quella di Vecchiato, originari di Vigonza, che ha iniziato a sfornare pane nel 1889 con Serafino, poi con Ferdinando e successivamente con nonno Ferruccio e papà Gianfranco. Nel 1978 il trasferimento nella sede di Piazza della Frutta. Da tutti conosciuto come un innovatore, aveva trasformato le sue panetterie in veri e propri locali con plateatici. Gestiva anche il bar bistrò all'interno del centro culturale San Gaetano. Imprenditoria e sociale, in periodo Covid è stato anima di molte iniziative di solidarietà, portando anche i suoi prodotti ai medici impegnati negli ospedali nei giorni difficili della pandemia. Tutta la città lo saluta con affetto, dal sindaco Sergio Giordani ai rappresentanti delle categorie economiche. La morte improvvisa di Luca Vecchiato ci ha colto tutti di sorpresa. Perdere un amico, un collega in questo modo mi sembra che sia veramente qualcosa di tristissimo, specialmente quando perdi una persona che era molto impegnato sia sulla vita associativa che anche sul sociale, ma una persona, un innovatore sempre nel settore della panificazione, un uomo che si è sempre speso anche per la città, per dare sempre un aiuto quando c'era bisogno, quindi lo ricordo con affetto, ma lo ricordo anche come una persona che mi ha sempre dato carica, che mi ha sempre stimolato nel andare avanti, nel cercare sempre di dare quel qualcosa in più che era richiesto. Truffe agli anziani, fenomeno in aumento in questo periodo estivo. La campagna di sensibilizzazione e prevenzione a questo tipo di reati ora vede la collaborazione anche dell'Ordine dei Farmacisti e della provincia di Treviso insieme all'Arma dei Carabinieri.
Per quanto riguarda questi reati, in provincia di Treviso notiamo sicuramente un trend in aumento. Come Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso abbiamo raccolto la collaborazione di svariati enti e istituzioni. Proprio in questi giorni si è aggiunto l'Ordine dei Farmacisti. Collaborazione anche da parte delle farmacie della Marca per la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani. Sarà fisso in ogni farmacia aderente il volantino contenente tutti i consigli utili per contrastare questo tipo di reati. Gli anziani troveranno presso le anziani e i loro caregiver, cioè le persone che ovviamente si occupano di loro, stiamo parlando spesso di persone appunto fragili con difficoltà fisiche, troveranno presso le farmacie delle locandine e anche dei volantini, dei pieghevoli facilmente consultabili, dove saranno indicati dei consigli molto semplici per riuscire a difendersi in prima battuta da queste truffe. Diffidare dalle apparenze, non divulgare informazioni sensibili al telefono, limitare la confidenza su internet e cercare di non farsi distrarre, chiamare il 112 in caso di qualsiasi necessità. I principali consigli che i militari dell'Arma stanno diffondendo per cercare di sensibilizzare la cittadinanza a questo genere di reato a danno degli anziani. Per cercare refrigerio si muovono anche all'esterno dell'abitazione, magari nel giardino, nelle adiacenze dell'abitazione, ed è proprio qui che molto spesso vengono avvicinati da queste persone senza scrupoli. Abbiamo le nostre strategie, le nostre attività di contrasto che anche nel recente passato hanno consentito di identificare diversi soggetti. Sostanzialmente si tratta sempre appunto di due soggetti, uno è quello che attira e avvicina l'anziano, l'altro è quello che magari approfittando appunto dell'opera del complice riesce a muoversi in casa, in abitazione, per cercare di sottrarre monili preziosi e quant'altro. È giusto che noi come farmacisti ci si faccia ancora di più mezzo per comunicare questo tipo di prevenzione, che non è sulla salute, ma diciamo che è una salute mentale o comunque di benessere sociale. Rimaniamo nella Marca. I lupi avvistati in queste settimane tra Zenzon, Ponte di Piave e Spresiano potrebbero avere le ore contate. Dovrebbe arrivare infatti già in serata il via libera del Ministero per la cattura. Potrebbe arrivare già in serata il via libera la cattura del lupo avvistato nelle ultime settimane nei territori del Piave. La svolta, dopo diversi mesi dal primo avvistamento, già in serata potrebbero arrivare le carte in regione a definire la procedura per la cattura. Un tempismo perfetto se si pensa che tra pochissimi giorni l'area golenale del Piave si riempirà di famiglie per la tradizionale grigliata di Ferragosto. Un avvistamento segnalato anche a Spresiano 2 settimane fa. Credo sia forse la decisione migliore, non tanto perché mi spaventi il lupo, quanto perché credo che intanto si possa curare come si deve, perché mi dicono non essere proprio in perfetta forma, e soprattutto perché non si crei una psicosi. Animali selvatici cui pensare anche come disincentivo a lasciare abbandonati i rifiuti. Mi raccomando, portate a casa le immondizie, non lasciatele nemmeno raccolte in sacchi vicino dove si butta l'immondizia, perché altrimenti gli animali selvatici vanno lì, aprono i sacchetti e sparpagliano dappertutto. Resta vietato fare fuochi a terra come da regolamento, a maggior ragione vista la stagione molto secca. Tra le raccomandazioni più sentite resta per il primo cittadino di Spresiano quello di fare attenzione al Piave. Poi non dovreste andare a fare il bagno sul Piave, ma se ci andate, mi raccomando, bagnatevi magari fino alle caviglie, giusto per avere un po' di refrigerio, e se dovete andare, andate in qualche piscina pubblica, che lì ci sono i bagnini, e se qualcuno si dovesse sentire male non rischia la vita. Tornando al lupo, l'appello è a non fare gli eroi, contattare in caso di avvistamento il numero verde del CRAS. Il lupo è stato visto nelle ultime settimane ancora nell'area golenale di Ponte di Piave. Se ci si dovesse imbattere, comunque non facciamo gli eroi, non facciamo neanche quelli che vanno a carezzare il lupo perché tanto è tranquillo. Chiamiamo i numeri preposti e insomma, cerchiamo di preservare noi ma anche lui. Lo sport adesso, 10 medaglie su 40 arrivano da atleti veneti. La soddisfazione per l'esito di queste Olimpiadi espressa dal presidente del CONI Veneto, Dino Ponchio. Palla per Thompson, palla fuori! Finalmente! Siamo campioni olimpici! C'è un angolo della provincia di Padova, protagonista dell'ultima bellissima medaglia italiana alle Olimpiadi di Parigi. Il talento di Paola Egonu, indiscussa leader della nazionale di volley di Julio Velasco, è cresciuta galliera veneta. Paola è già stata definita tra le migliori atlete di questa Olimpiade.
se lo merita anche perché targa in qualche modo un momento storico dell'integrazione dei nuovi italiani. Ne abbiamo tantissimi nelle nostre nazionali. Io mi ricordo, purtroppo per l'età, quando da tecnico allenatore della nazionale di atletica invidiavo la Francia, l'Inghilterra, che avevano grandi risultati, grandi medaglie, con i nuovi loro rappresentanti che venivano da fuori, dall'Africa, da altre nazioni, insomma. Adesso siamo noi, anche noi abbiamo grandi risultati da ragazzi neo-italiani, compreso Diaz, che è italiano da 20 giorni, ma è italiano a tutti gli effetti. Il merito, spiega il presidente del CONI Veneto Dino Ponchio, è anche della società sportiva, dove Paola Egonu ha mosso i primi passi. Conosco molto bene la società di atletica di Galliera Veneta, sono stato diverse volte alle loro feste sociali e fanno molta comunità, fanno molta aggregazione, fanno molta famiglia, e lei è cresciuta bene, è indirizzata bene dal punto di vista tecnico e anche umano verso la pallavolo. Lì c'è una realtà che è riuscita a costruire una grande campionessa, ma anche un grande movimento che va riconosciuto. Galliera Veneta è uno dei punti di riferimento della pallavolo padovana, regionale e anche nazionale. Il contributo veneto al medagliere italiano è stato notevole. 10 medaglie su 40 arrivano da atleti della nostra regione. 2 ori, 3 argenti, 5 bronzi. Da Thomas Ceccon, oro nel dorso, all'argento nel canottaggio. Con Luca Chiumento, anche a Parigi il Veneto ha dato il meglio. Il Veneto ha grandi risultati che premiano un grande movimento, un grande lavoro che fanno le società, le federazioni, le discipline associate, tutto il mondo organizzato dello sport olimpico. Sono molto contento perché i 650.000 tesserati, più di 13.000 società sportive, i 165.000 addetti ai lavori, tutti volontari, 98% volontari, hanno avuto un riconoscimento. Le medaglie sono anche frutto del loro lavoro, soprattutto frutto del loro lavoro, perché tutti partono dalla base, tutti i ragazzi da Ceccon, Egonu, Viviani e tutti gli altri veneti che sono andati a medaglia partono dalle piccole società. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, l'influencer mestrina Alice Campello ha annunciato la fine della sua relazione col calciatore del Milan Alvaro Morata. I due sono stati sposati 7 anni e hanno 4 figli. Separarsi è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita, ha scritto Alice Campello. L'amore non va via da un giorno all'altro, ma in questo momento non ci stavamo facendo del bene a vicenda per le continue incomprensioni. Si chiude così l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata. Arrivederci.